Squillino i tamburi, rullino le trombe, siamo qui insieme a voi di nuovo, sono felice. Bentrovati, eccoci. A casa di tutti voi. Allora, avete fame? Mangiate. Mangiate. Vabbè. Dice le cose allora. stupide, però va bene. Dopo, Ma no. mia mamma non aveva torto, non ti Senti, mettere con la dai, stupidità. sì, va bene, dai. Così. Se cosa bolle in pentola allora là, ti che faccio già vedere, c'è però niente, lo vedi l'acqua che non c'è bolle. niente. E lo so. Allora dimmi, se tu ti trovi una persona davanti che dice sempre le stesse cose, com'è? Che è monotona. Bravo, monotono. Se invece sei seduto in un posto che c'è un solo posto, Ma che è il quiz? Sì, Scusa. dai, Monoposto. Brava. E se ti mangi solo una cosa che è una cosa sola, è Monoreddito. Ma che c'è sta monoreddito? Ma che so, era tutti mono. Solo una cosa. Uno stipendio, uno. No. Guarda, non c'è già gli occhi all'altro lato. Guarda. Ma scusa, fai quiz tu, dai, che cos'è? Allora, quando mangi una Mono... cosa sola, c'è una cosa sola, è una Monopasta. Monopasto. No, Monoporzione. Brava! No, monoporzione. subito l'hai indovinato. Cioè, l'intelligenza cicafolia ci esce da tutti i lati. Monopasto è carino però, E monopasto. allora facciamo due ricette. Il raviolone con gamberi e filetti di pomodoro. Hai capito, mono, quindi Sì, è solo mono. per me. Mono. Raviolone con gamberi e filetti di pomodoro. E poi facciamo un cannellone unico. Un cannellone unico, bene. Allora, iniziamo a fare prima di tutto il ripieno del cannellone. Sì. Abbiamo dei gamberi che abbiamo già puliti. Sì. E facciamo una tartare. Così, Una tartare di gambero. Di gambero, vedi? Lo facciamo proprio tartariato. Ma tu lo sai perché si chiama tartare? No. Perché non si poteva chiamare Franco. Lo hanno chiamato tartare. Ma che c'entra? Dai, perché si chiama? Ci sarà un motivo Certo. perché si chiama tartare? Cos'è? Allora, la tartare si chiama tartare perché Eh. un giorno, quando ci fu l'invasione dei tartari, i barbari, presero la tartare e dice se si chiama tartare si chiama come noi. Allora l'hanno chiamata tartare. Non mi convince questa spiegazione. Io ti ascoltavo. Ecco, abbiamo Con iniziato, poi convinzione. ma tu non ci crederai. Non ci crederai. Dai, dimmelo. Indovina una cosa. Ce l'hai già pronta? Brava! Bene. Perché poi ci aggiungiamo un poco d'aglio, Sì. dell'olio e anche del prezzemolino, così guarda. Quindi fammi vedere, mi spieghi come l'hai fatta, dai, così le signore Guarda a che casa bello. non si perdono i Guarda che passaggi. Allora, quindi Abbiamo messo tartarina del di gambero, poi sale. abbiamo messo dell'olio, abbiamo messo un po' di prezzemolo, va Sì. bene, e l'abbiamo lasciata riposare. L'abbiamo perché lasciata deve riposare. Ok, deve riposare. Prendiamo le fette che abbiamo fatto prima, è inutile che diciamo fa la pasta, si sa. Questa l'hai comprata, giusto? Sì, patate. Quella con le cose sopra, Pasta con all'uovo, gli pasta strati all'uovo. sopra. Ecco qua, andiamo a Dai, mettere. quindi veramente metti là. Certo, qua, così. Una bella generosa porzione, ma lo senti il profumo? E che lo sento il profumo, quindi un mega raviolo veramente. Dopodiché mi serve il pennello che è qua, bagniamo la pasta. Che abbiamo detto così. che fa incollare i due Fa da strati. collante, esattamente. E l'acqua sta bollendo. Ok. Andiamo a mettere anche qui, così. C'è chi ci mette anche l'uovo, ma tu sai perché non glielo metto? Perché indurisce molto la pasta. Ah sì, l'uovo dici per incollare? Certo. Bene, quindi semplicissimo. Mi dicevi devo che ne dire, volevi fare uno tu? Dai, ne Fallo, faccio uno dai. io, vediamo. Dai. Questo è più piccolo però, eh? Va bene, dai. Allora, quindi tartare. Messa così al centro. Sì, Troppa? no, mettila fuori è meglio. Così. Poi acqua. Ecco qua. Diamo una forma più elegante. Sei scioccato? No, Dalla mia bravura? ma io so che la gente non sa che tu sei brava, perché la gente stranamente mi dice ma questa mangia e basta. Vabbè, non lo sanno che tutte le preparazioni te le fai tu, è vero? Esatto. Non lo sanno. Questo lo metto qua, guarda, non mi sta neanche guardando, Ok. sulla fiducia proprio. Ecco, sì, poi lo finiamo insieme, dai. No, secondo me è buono. Un pochino di farina. C'è la farina. Come la Vabbè, vedi? Bene, dammela.
Dammelo. Pronto? Perfetto, grandissimamente grande. Brava Desiree! Zio, che ne dici? Insomma, non ci piace tanto assai. Però. E mentre lei bollaia, noi andiamo a mettere giù il raviolo. Così, guarda, Ecco. 1 e 2. Abbiamo fatto monoporzione E 2, bene. di raviolone. Quindi Togliamo questa è tutte queste fatta. Con cose. questa che facciamo? Questa è per far Questa, vedere, no? La sì, conserviamo questa per dopo? La facciamo, la mettiamo qui che poi la andremo a completare, dai. 1 e 2. Così. Ok, questa la mettiamo da parte. Togliamo questo. Quindi, due passaggi Quindi, semplicissimi, due passaggi. devo dire. Poi, come vedi, abbiamo sfilettato il pomodoro. Sì. Allora, la gente può dire sì, vabbè, gliel'avranno sfilettato, Totino non lo sa sfilettare. E allora glielo facciamo vedere come si sfiletta. Dai. Registro, ci sei? Guarda, lo insegno anche a te, metti questo, lo premi giù, metti lo sfilettatore. Lo so, l'abbiamo fatto Così. tante volte. È vero? Sì, lo so fare E voilà. questo. E con questo sai quante cose si possono fare con ma la oggi buccia e no, il pomodoro? oggi no, oggi no, Oggi no, vabbè. oggi no. Noi andiamo a sfilettare quest'altro così. Dopo che l'abbiamo sfilettato, Sì. mettiamo questo da parte e facciamo proprio dei filetti. Delle striscioline. Striscioline così. Ma ti sei tagliato allora? No, Scusami. è che ho questo dito che sente freddo. E allora vuole essere coperto. Se sono così mi sono tagliato. Va bene, Dai, fai piano, dai, allora. sfilettiamo. E intanto questi li dobbiamo mettere qui. Guarda, prendi Li la prendo? schiumarola, Li prendi la prendo io? schiumarola e li metti qui. Questa. Brava, senza romperli, Senza romperli. Questo è quello che ho fatto io, Guarda che è rimasto intatto. è il migliore di proprio. tutti, guarda. Veramente, guarda, guarda, che meraviglia. Attenta. Questo è per tutta la famiglia, non è Esatto, monoporzione. monoporzione questo per la famiglia. Brava. Ok, possiamo spegnere la padella o no? Eh? Questa si può No, no, spegnere? no, devo fare No. una cosa, guarda. Allora, quindi questo Questa lo la mettiamo da tolgo parte. via. Tolgo via questa. Ne prendo un'altra. Ne prendo un'altra. Così accendiamo. Sister, aglio. 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 Sì. Qua, aglio. Gli diamo un bello pugno, che manco c'è bisogno. Così. E lo andiamo a mettere intero. Mi dai l'olio? Olio? Sì. L'olio? Così. Poi. Ancora un po' come ne serve? Va bene così, basta. Ok. Basta così, togliamo questo, via. Togliamo tutto. Via. Così. E appena sentiamo quest'aglio che comincia a sfrigolare, andiamo a mettere I filetti. i filetti di pomodoro. Ok, quindi il Mi condimento dai un di cucciaio? questo raviolone come sarà il condimento? Così ti di faccio questo vedere, ora ti raviolone? faccio vedere. Ora ti faccio vedere. Andiamo a mettere i filetti di pomodoro. Senti? Si sente già il profumo dell'aglio. Stanno sì. parlando? No. Che Come no? parlano? Di loro. C'è un chiacchiericcio. Chiacchiericcio così. Mi dai un po' di sal? Sì? Sal? Abbiamo messo quel tanto che basta di sale. Prezzemolo. Del Percy, lo sai che si chiama Percy questo? Certo. Certo, sì, Lo so. dici sempre. Sì, sì. Chiamalo, come si chiama? Prezzemolo. Pecciusino. Pecciusino. A Catania non lo chiamate pecciusino. Pudicino. A Catania lo chiamate pudicino. Pudicino. Noi picciusino. E siccome quando si cucinano i gamberi è bene fare sempre la bisque, andiamo a mettere Abbiamo un bel fatto la cucchiaio di bisque bisque. anche, Sì, vedi, guarda. visto? La bisque, ripetiamo come si fa. La bisque si Il fa, lo dico carapace, io, con la testa dei gamberi. Togliete giusto? gli occhi vanno tolti Ma perché sono veramente? lasciamaro, sì. Un cucchiaio, grazie. Togliete gli occhi, se no lasciamaro. Mettiamo una bella quantità di bisque così. Questo mettilo lì. Che bontà. Questo lo che posiamo bontà. qua. Diamo una giratina così. Tanto qui prende Tre e andiamo ingredienti, a due. rimettere i nostri 2 ingredienti, i nostri aglio, bei ravioli, guarda. filetti di pomodoro e la 1 bisque. e 2.
Senti, ma la Tieni qua. bisque si può preparare prima e Cioè, si mettere in prepara prima, la frigorifero? puoi suggelare, la puoi Giusto? mettere in frigo, puoi Si può fare anche quello che congelare, vuoi. quindi fare... Sì, sì, sì. Allora, la bisque si prepara così. Prendete le teste dei gamberi, togliete gli occhi perché sennò sanno di amaro, fate un soffritto solito, cipolle, carote, sedano, soffriggete e mettete le teste dei gamberi lì dentro. Sì. Dopo che soffriggono dovete buttare un bel po' di ghiaccio e le fate finire la cottura nel ghiaccio, dopodiché li frullate bene bene, tutte le bucce, tutto quanto, e li filtrate. Dopo che li filtrate bene bene, mettete di nuovo la bisca a stringere, se volete aggiungete una nocella di burro, un po' di farina, si stringe e questo E è viene questa l'effetto. cremina qua. E rimangono tutto il resto del carapace che rimane. E questo non è altro che il carapace messo in forno, fatto essiccare e diventa una polvere di Ma lo gambero. triti praticamente, Certo, no? Che prima fai? si fa essiccare in forno. Quindi prendi i gusci dei gamberi, li metti in forno, li fai Brava, seccare e brava. poi li triti. Andiamo a fare il primo piatto, che è già pronto. Pronto, Ci tieni siamo questo, te lo quindi, regalo raviolone, questo. raviolone. Il bel raviolone. Prendiamo la Il nostra, raviolone. la schiumarola, dov'è la La schiumarola? schiumarola è qua, guarda, l'ho posata. Dammi. Eccola. Grazie. Prendiamo il raviolone, andiamo a posizionare così, abbiamo fatto un po' di schizzi, non ce ne vogliano i nostri teleascoltatori aspettativi, così. Poi il cucchiaio grande, E il cucchiaio questa la grande, il metti, cucchiaio no? grande, La il cucchiaio cremina? grande, là. Qua. Sì, non mettere tutte che Ma metti tu, fai tutto tu. Così. L'aglio non lo mettiamo e andiamo Ok. a mettere questo così, Quindi Sì. ravioloni con filetti di pomodoro, con filetti di pomodoro, così. come si chiamano? Filetti di pomodoro Filetti e di tartar di pomodoro. gambero. Mi dai l'olio? Ecco, finito. Così, aspetta, il tocco di Che classe. manca? Il prezzemolo? No, Questo. quello, quella polverina che abbiamo fatto con i carapaci messi al forno e poi tritati, ecco. Bellissimo. Monoporzioni di Lo filetti possiamo di pomodoro posizionare. e gamberoni. Consigli per i consigli. Tra poco un'altra Tranquilli. ricetta, vediamo che Consigli per i cucina, consigli. vediamo che cosa fa. Consigli per i consigli. Guardate. E rieccoci qua dopo la pubblicità. Fa pure rima, Sì, allora che hai fatto nel Nel frattempo? frattempo che siamo andati in pubblicità io ho fatto la besciamella. La besciamella. E adesso Desiree ci dirà come si fa una besciamella. Si compra quella al supermercato, c'è di tutti i Desiree gusti. ci dirà come si fa la besciamella. Allora, la besciamella si fa, prima si fa quel procedimento per fare la besciamella non Guarda besciamella, che Zio Gianni è bravo con la che si besciamella. fa col Non c'è già burro niente. Burro e fa... e farina. E abbiamo fatto Il il ro. Ru. Il roux. Il ru. Poi Il roux. Poi praticamente si prende questo roux e si mette... Dov'è? Se n'è andato Flavio? Flavio. Ah, Si proprio prende traditore. questo roux, si mette nella padella, si fa... Si fa nella pentola il ru. Non ci vedo bene. Si mette il latte, si aggiunge il latte piano piano. Caldo però. Caldo e si poi fa con la fino frusta a che- piano piano Con finché la frusta come fai? Picchiami. poi praticamente cosa si fa? Si aggiunge il sale, la noce moscata, se volete potete mettere anche una noce di burro. Scusa, No, come, quello non zio? c'è, quello è il purè, non Come c'è. zio? Ah, sai come ha detto lo zio? Ma chi sa besciamella, La noce moscata si mette, Perfetto. il pepe Sì, si la noce mette. moscata, salve. Giusto? Va Perfetto. bene. Allora, vabbè, l'abbiamo fatto, E oggi abbiamo fatto la facciamo un besciamella. bel cannellone unico. Un Cannellone unico, tutto Abbiamo unico. fatto un ripieno che non c'è bisogno di farvelo vedere perché non Com'è? è altro che ricotta ben scolata, un broccolo bollito, poi scolato anche il broccolo bene bene Sì. e poi facciamo questa crema che la uniamo e lei deve vedere com'è venuta. È giusto? Mi pare giusto. Allora, Dimmi. è ricotta praticamente col broccolo. Esatto. Giusto? Esatto. E poi che hai messo? Che Andiamo ingrediente hai messo? a Sale, preparare- parmigiano? Andiamo a preparare. Hai messo, no? Allora c'è ricotta, il sale poco perché la ricotta già ha un suo sale, il broccolo e un pochino di parmigiano. Un po' di parmigiano, Basta così. buonissimo. Abbiamo tirato questa sfoglia bella grande, così, e ora andiamo a riempire questo nostro cannellone. Mi dai Dai, un cucchiaio? cucchiaio. Abbiamo fatto la besciamella, cucchiaiello, guarda.
Andiamo a bere una generosa dose di Quindi tutto questo mono oggi. ripieno. Sì, tutto mono. Quindi questa ricotta al broccolo. Ricotta al broccolo, Al broccolo. è bella. Ricotta al broccolo, aromatizzata al Ricotta- E broccolo. perché non broccolo alla ricotta? Perché la predominanza è la ricotta, Ah, ti secondo piace me. di più, in effetti hai indovinato. Ecco, lo stendiamo un poco così, 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 così. Guarda qua. E ora, come per magia, mi pulisco le mani. Dai. Quindi. E andiamo ad arrotolare il nostro E fai questo cannellone. super mega cannellone Un gigante. super mega cannellone. E siccome io sono maniaco della precisione Che fai? in cucina, questi li togliamo. Perché? Perché? Ma non li buttiamo, perché questi te li puoi mangiare anche così. Certo, questi puoi fare un... Prendiamo il piatto per questa pietanza, Sì, voilà, guarda. certo, che questi sono piatti apposta per metterli in forno, Esattamente, ricordiamolo, non è che tutti i esattamente. piatti si possono No. mettere in forno come Mi fa dai il cucchiaio qualcuno. grande, il cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, me lo dai il Perché cucchiaio grande. vedendo lui che Guarda, il mette tutto cucchiaio in grande, il forno, cucchiaio grande. tieni. Grazie. Facciamo così, guarda, mettiamo un poco di besciamella qui così. Andiamo ad adagiare il nostro cannellone, così, e poi lo copriamo di besciamella. Bene, meraviglioso. Besciamella. E lo andiamo a mettere nel forno. In forno? Parmigiano. Ti piace? Bellissimo. Belli. Un po' di pepe, le pepe, le Un po' pepe. di pepe lo mettiamo. Allora, sai la storia del cannellone? No, qual è la storia del cannellone? Allora, la storia del cannellone. Come nasce il cannellone? C'era uno che si chiamava Lone. Io non posso, ragazzi, Lone, veramente. si chiama Lone. Dai, me ne posso andare. Lone, come stai? Bene. Cioè, Lone, ma sei incosciente? Sei un pazzo, queste cose non si fanno! Perché si sta facendo una canna. E da lì lo chiamarono cannellone. Ragazzi, chiamatemi quando è pronto, dai. Quando è pronto mi chiami. Mi è piaciuta questa. Adesso intanto, dai, vieni qua, non fare così. Dai, aspetta, non ti muovo, non ti muovo. È troppo scemo. Torna, sta casa aspetta a te. No, non torno peggio di peggio così. Torna. Non posso tornare. Non è vero, lei è amante di tutto il neomelodico, lei lo segue veramente, dai, dai. Guarda, Guarda, facciamo così. veramente. Adesso lo vado a mettere in forno. Lo vai a mettere in Guarda. forno. Quanto sta in forno? Ma una decina di minuti a forno alto. Allora, quindi, mentre il cannellone sta fornando, giusto? Il cannellone sta formando. Fornando, perché è nel forno. Se sta Vabbè. fornando. Allora, perché si dice fornando? Ma che c'entra? Te Deve lo dico- fornare. No, fornando, perché tu lo inforni e poi deve tornare. Per cui se torna, sta tornando, uniamo le due cose, sta fornando. Cioè non c'è proprio, Perché capito, poi un deve filo uscire. logico, non c'è. Mi sono Scusa, persa. un attimo. Ho sbagliato, sinceramente. Ma smetti? Ho sbagliato. Fammi un recap di quello che hai fatto, Che ti dai. faccio? Fammi un recap di quello che hai fatto. E dimmi, cosa vuol dire recap? Ricapitola. Hai capito? Dai, Beh, ripeti. recap. Come si Abbiamo chiama la fatto. puntata di oggi? La puntata di oggi come si chiama? Monoreddito, era, Sì. no? Monopattino. Monolitico. Mo non ci sto più, me ne vado. Me ne vado. Zia Gianni! Pensaci tu! Monoreddito. Questa è la voce dello zio Gianni. Vieni qua, dai! Monoporzioni si chiama. Che poi non sono monoporzioni, perché monoporzioni è mezzo chilo di pasta, che monoporzione è? Scusa, è la famiglia. Cioè, per te quella è piccola come Monoporzione. porzione. Va bene, allora ricapitoliamo. Dai. Abbiamo fatto il raviolone con interno di ragù, il Ma pomodoro. che ragù? Con interno di Ragù di gamberi, tartar di gamberi abbiamo fatto. Tartar di gamberi. Ha fatto una tartarina di gamberi. tartarina. Una cosa deliziosa, squisita. Ha preso il con gambero. filetti di pomodoro. Abbiamo tagliato il gambero, abbiamo battuto a coltello il gambero, abbiamo messo un po' di aglio,
un po' di prezzemolo, dell'olio sano, santo e un poco di Secondo me è molto sale. buona, ragazzi, ve Poi lo dirò dopo. Abbiamo Secondo fatto me è dei molto filetti di buona. pomodoro e abbiamo messo la bisca di gambero. E Sì. oltre alla bisca abbiamo messo la polvere di gambero che ti dà un po' di croccantezza. Che glielo posso spiegare come si fa? Perché Certo, magari dico sì, vabbè, certo, la polvere di gamberi, come si fa? Certo. Allora, prendete Certo. si prendono i carapaci, le bucce dei gamberi, Sì. si levano gli occhi, che schifo. Ma per forza si devono togliere gli occhi. No, devi stare attento se hanno le prime a contatto. Dobbiamo togliere gli occhi. Togliete gli occhi perché poi sanno amari. Si mettono in forno che fa? Guarda, lo zio Gianni dice, ma non c'è vero questo. Fammi dire, dai, non mi fare perdere. In forno che fanno sti mi fare cosi? perdere. Diventano secchi, giusto? Così, perché giustamente in forno. Allora a quel punto tu che fai? Li prendi e li triti. Brava, Li triti e cosa viene? Questo. brava. Giusto? Questo. Perché Gesù, la gente Gesù. magari dice giusto questo e poi lui l'ha messo qua per completare il piatto e secondo me Normale questa cosa, cioè, secondo me, veramente, sembra un po' è normale. il mangiare dei pesci, però vabbè. Esatto, secondo me. Allora, Cioè la cucina diventa il mangiare. va bene, a questo punto andiamo a abbiamo prendere il nostro il cannellone. raviolone pronto. Cannellone. Cannellonone. Ma guarda che bello. Cioè, questa è monoporzione per lui, guardate un attimo. Cioè, mi ha fatto Buona confondere a tal porzione. punto che ho tirato la griglia del forno. Signora K, ho tirato la griglia. 15 persone Ecco qua. questo. Ma tu pensa, guarda, anziché fare a casa un cannellone se sei tu e tuo marito, anziché sarei io poi, anziché fare Non 2, domani. 3, 4 cannelloni, ne fai 2 e sei a posto. E sei a va bene. posto, va bene. E abbiamo fatto i nostri piatti. Ora dobbiamo solo passare All'assaggio, la mia parte preferita, Qui è tutto l'assaggio. pulito, questo lo Questo lo togliamo. togliamo, guarda, questo è monoporzione, quindi me lo posso mangiare tutto. Posso? Sì, te lo posso fare io la porzione, perché siccome la stai facendo tu non prendi il condimento. Faccio così, guarda. Te lo faccio io l'assaggio. Ecco, prendi questo pezzo. a Faccio paletta, io, a paletta, aspetta, guarda, paletta. a paletta. Mamma mia, ragazzi. Cioè, come ti vengono queste cose? Io non lo capisco. Com'è possibile? Com'è possibile? Non lo capisco. Non lo capisco, ragazzi, cioè è buono. Guarda, mi hai fatto uscire qua tutto il gambero senza occhi. Ti volevo dire una cosa, siccome nella trasmissione è previsto, non l'assaggi, Cosa tu? questo, non Quell'altro? l'assaggi, no. Per vedere com'è venuto? Sì, È uguale, no? Aspetta, Questo? Va bene? No. No? Andiamo all'altro, Andiamo all'altro, dai. Cambiamo le posate. Cambiamo le posate. La sardinera. È troppo caldo questo. Sì, prendi un piatto, ti conviene prendi un piatto, sai? Vai. Capito? Lo puoi anche porzionare così, hai visto come te l'ho fatto Ti porzionare? fa striscioline. Hai visto? Caldo, No, puoi mangiarlo. È buono. È caldo ma è buono. Che c'è? Non mi brucio. Mangio con accortezza, non mi brucio. Allora mangi con me, accortezza. Va bene. Ci siamo? Possiamo salutare? Signori, ci vediamo alla prossima puntata che non mancherà mai. Siamo sempre con voi, Desiree e Totino, per un cucino sopraffino. Guarda il fumo come Saluto fa. zio Gianni. Lo zio Gianni, ciao, a domani. Arrivederci. Raviolone con gamberi e filetti di pomodori. Per la pasta 2 uova, 200 g di farina di semola, per il ripieno 4 gamberoni, per il condimento 4 pomodori maturi, 1 spicchio d'aglio, bische di gambero e olio evo quanto basta. Cannelloni, ricotta e broccoletti. Per la pasta
2 uova e 200 g di farina di semola. Per il ripieno 500 g di broccoletti bolliti e asciutti, 300 g di ricotta ben asciutta. Per la besciamella 50 g di burro, 40 g di farina e 500 g di latte.